quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tranne la vita quanto tempo c'è, voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? La nostra astronomia questa sera un graditissimo ospite, parleremo con lui un po' della situazione della nostra città e non solo, della situazione della nostra povera Italia. Questa sera con noi il senatore Enzo Bianco. Buonasera Enzo. Buonasera. Benvenuto, grazie buonasera. per aver accettato il nostro invito. E allora, io voglio cominciare parlando immediatamente di una cosa. Allora, Enzo Bianco senatore, Enzo Bianco ministro, ma ancora a Catania tutti la chiamiamo sindaco, perché? Non lo so, probabilmente perché sono stato il primo sindaco eletto direttamente a Catania, Il scelto sindaco dai più amato, catanesi, probabilmente perché è stato con il un sindaco più rapporto amato. molto stretto con la città, e perché probabilmente è la cosa più bella che io abbia mai fatto nella mia vita Ecco, anche pubblica, per lei politica. comunque la Ma sindacatura guardi, è il momento più bello. Non c'è proprio nessun paragone. Ho avuto molte responsabilità nel mio impegno, diciamo, pubblico, sia professionale prima che facessi politica, sia dopo, ma non c'è nessun paragone con nessun altro incarico, anche con quello di ministro. Vuole sapere perché? Quando la mattina, quando uno fa il sindaco e va a prendere il caffè al bar, già da come ti guarda il barista e quello che ti sta a fianco, come ti prende, Si capisce tutto. tu capisci se il giorno prima hai fatto una cosa che andava bene per la città oppure no. Non c'è in nessuna cosa che io abbia mai fatto un ritorno così immediato è come vero. quella. E poi sai, io ho avuto questa caratteristica. Insomma, io ho sentito che Catania per me era una specie di organismo vivente, come se fosse una persona. In fondo le città sono questo, le città crescono, nascono, crescono, si ammalano, guariscono, poi ricadono nella malattia, poi invecchiano, poi muoiono anche le città. Io ho avuto e ho tuttora con la mia città un rapporto proprio di pelle, viscerale, fortissimo. Soffro in una maniera maledetta quando vedo una cosa che non va bene e gioisco in maniera pazzesca quando Catania dà il meglio di sé. Ecco, Catania è stata male, adesso pare che stia guarendo. Verso dove va la nostra città? Può andare verso un orizzonte, diciamo, molto positivo e può... Guardi, c'è un momento di difficoltà in tutte le città, c'è una crisi economica naturalmente pazzesca in tutta Italia, non solo in Italia, c'è una condizione delicata, in particolare nel sud, c'è una condizione difficilissima che riguarda in particolare i ragazzi e le ragazze che hanno una difficoltà inaccettabile nel trovare un posto di lavoro, una condizione veramente di precariato permanente e c'è una città che un pochino negli anni passati, ma questo è un mio giudizio, di parte evidentemente, è stata un po' abbandonata a se stessa, una città in cui i vizi della nostra città del Catanese sono rispuntati fuori e quello che sembrava essere diventato un giardino in qualche momento sembra un po' una giungla. Dipende, cioè uno la mattina si sveglia a Catania e sostanzialmente può fare di tutto, può decidere di montare un furgoncino abusivo nel centro di Corso Italia dove gli passa per la mente e tutto sostanzialmente va avanti. No, Catania ha bisogno di avere molto affetto ma anche una mano molto ferma, una guida, diciamo, forte per risolvere i suoi problemi. Il futuro di Catania dipende dai catanesi. Certo, se c'hanno comunque voglia, in mano sempre a noi. Assolutamente, in mano innanzitutto a noi, perché se abbiamo voglia di voltare pagina e di avere un riscatto nella città, sicuramente è possibile. Del resto Catania è una città, in fondo sta sull'Etna, no? La sua storia è fatta di continue distruzioni e di continue ricostruzioni.
Catania tante volte è stata distrutta e tante volte è rinata. Un po' come la Fenice, riesce a risorgere dalle proprie non solo ceneri. fisicamente, ma anche moralmente. Intellettualmente. Moralmente. Quindi io sono un ottimista di natura e mi piace guardare a vero. Catania con un futuro positivo. È vero, lei è un grande conoscitore dell'economia internazionale, della politica internazionale, questo è un momento oggettivo di grande crisi. Cosa deve fare il cittadino comune, la persona comune? Perché in questo momento, comunque, ne abbiamo parlato anche in altre puntate, i mass media stanno facendo un po' di terrorismo, stanno dando grande paura, stanno dando grande sfiducia. L'Europa un po' sta ripartendo, molto lentamente, soprattutto la parte nord del nostro continente. L'Italia stenta, la Sicilia ovviamente stenta ancora di più. Il cittadino comune che deve fare? Beh, innanzitutto deve assolutamente avere fiducia che forse il peggio è passato. Se forse il peggio è passato perché non, insomma, no. Però la sensazione che si ha in tutti, se volete adesso parlare di questo termine che ormai è entrato nella bocca di tutti, no? Il famosissimo spread, lo spread, no? Lo spread, cioè il differenziale tra i titoli del debito pubblico italiano e quelli tedeschi. Siamo ancora a un livello molto alto, ma già si è notevolmente abbassato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il costo del denaro per lo Stato italiano e quindi anche per le banche e per le imprese sta tornando, non dico verso una condizione di normalità, ma quasi. Più accettabile. Dobbiamo smettere di piangerci addosso, di parlare male di noi stessi, dobbiamo continuare e cominciare ad avere un po' di fiducia nei confronti del nostro Paese e anche nei confronti di noi stessi. C'è una considerazione che fanno coloro i quali operano in borsa. I titoli delle azioni in borsa non si comprano quando il titolo è in alto, si compra quando è basso. Si compra quando è basso. Allora questo è probabilmente il momento in cui occorre avere, se uno ce la fa, una capacità di darsi verso, come si dice, di sbracciarsi, di ricominciare, perché il nostro Paese ha molti problemi, ma ha anche delle capacità straordinarie. E se mi consentite, la Sicilia e Catania in particolare, ma tutta la Sicilia, hanno delle capacità straordinarie. Noi abbiamo luoghi di una bellezza incredibile, abbiamo ragazzi con un'intelligenza formidabile. Se solo fossero inquadrati in un sistema formativo adeguato, se riuscissimo a tirare fuori da loro la capacità anche di dargli una mano, a sostenerli, a sospingerli. Ecco, io spero che il governo che adesso sta governando il Paese e che finalmente è un governo rispettato e apprezzato in Europa e nel mondo, da Obama negli Stati Uniti alla signora Merkel che sino all'altro ieri parlava malissimo dell'Italia, una condizione, e guardi, un paese è come una ditta, come un'azienda, la credibilità, l'affidabilità è una cosa molto importante. Allora loro stanno facendo delle cose impopolari, anche molto dure, forse anche sbagliano alcune volte, ma sicuramente stanno ridando serenità al nostro Paese. Allora è il momento oggi di chiedere anche a loro di investire su una cosa importantissima per il Paese, e che è il Mezzogiorno e il Sud. È vero, è che è in una condizione, oggi ci sono due Italie, c'è un'Italia pienamente inserita in Europa e c'è il Sud che è in una condizione marginale e negli ultimi anni sempre più vergognosamente, inaccettabilmente abbandonata. Allora, le faccio un esempio perché non mi piace parlare solo delle cose positive. Se voi pensate oggi a quello che sta accadendo nel settore delle ferrovie dello Stato, è la mia fissazione. Guardate, oggi chi di voi ha avuto la possibilità di farlo, tra Milano e Roma, con i treni Frecciarossa, Frecciargento, eccetera, si viaggia sostanzialmente in 3 ore. Anche di meno talvolta. 3 ore, 2 ore e 59 è il tempo minimo. Stanno facendo un investimento colossale per ridurre il tempo di percorrenza da 3 ore a 2 ore e 40, per ridurlo di 20 minuti. Dentro ci sono treni bellissimi, straordinari, treni in cui si viaggia addirittura con 4 classi, ognuna con un nome inglese perché deve essere altisonante, e quello è l'Italia proiettata nell'Europa. Da noi, per andare da Catania a Palermo, che sono 2 città sostanzialmente metropolitane da 1,5 milioni di abitanti complessivamente, ci vogliono 5 ore. Hanno tolto i collegamenti con il centro e il nord del paese, addirittura non ci sono più le cuccette e i treni e i vagoni letto, cioè non abbiamo sostanzialmente alternative. Questa è una cosa inaccettabile e dobbiamo su questo chiedere che ci sia attenzione da parte del governo nazionale. Speriamo che ci sia. La nostra Movida Small Orchestra ha pensato a qualcosa per lei, io la invito ad ascoltare con attenzione le parole di ciò che sta per cantarle Irene La Rocca e la Movida Small Orchestra. Tu
Cominciasti mettendo un fiore, piccolo segno però d'amore. Tu cominciasti con una rosa, mettendo un fiore sopra ogni cosa. Appena sceso alla stazione, dal paesino di Aidone, tutti si accorsero con uno sguardo del tuo coraggio da leopardo. C'è chi politica fa per noia, chi se la sceglie per professione, e insino bianco nell'uno nell'altro, tu la fai solo per passione. Una passione che per un tempo, che sembrò quasi una primavera, diede a Catania la dignità e una speranza che qui non c'era. E fu così che andò un giorno all'alto, grazie alla musica dei locali, ci svegliamo da un lungo sonno, sentimmo d'essere un po' speciali. Così la città dell'Elefantino, di neve segno di iniziativa, con il suo sindaco più creativo, fu una città finalmente viva. Quando una storia vera, la sua morale non ha frontiera, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E se di nuovo sarei di scena, faremo insieme la primavera, gente di popolo ed alto rango, saremo tutti con Enzo Bianco. Tanti passaggi belli maveri. Ma questa la voglio. Questo è il lavoro, poi ci mancherebbe. La voglio Tanti nel passaggi belli maveri. C'è chi la politica la fa per professione, chi la fa per passione. Enzo, lei l'ha sempre fatta per passione. Assolutamente. Di tanto in tanto le è anche passata un po' la voglia. Beh, ma naturalmente ci sono sempre i momenti di amarezza, i momenti di tristezza, i momenti di scontro, ma mi è divertito da matti, guarda, cioè, me ne potrei raccontare. Rifarebbe tutto quello che ha fatto fino ad oggi? Beh, rifarei tutto quello che ho fatto e lo rifarei di nuovo, con la stessa passione, lo stesso entusiasmo, sino a quando naturalmente uno ha energia, Certo. ha voglia di trasmettere qualcosa Certo. alla sua città. Mi vengono in mente le cose divertenti, insomma, una per tutte. Ancora oggi c'è un pezzo della città che è convinta che io ho messo i fiori nella città perché mio suocero era un vivaista, un fioraio, lo sapete? Tanti sono convinti di questo. La cosa non era assolutamente Vera. così, per mille ragioni che non vale la pena ricordare, però quella è ormai una cosa che è passata. E io passerò alla storia, pur avendo fatto molte altre cose 100.000 volte più importanti, come il sindaco dei fiori della città. E sa la cosa più Però divertente? era bellissima quella città che con i io fiori. non mi offendo. Che bello, complimenti. Perché tra che una bello. città Che bello. Camunnizza e una Che città bello. con i fiori è meglio una città con i fiori. Mago Peppe, dove sei? Mago Peppe, eccolo qua. Buonasera, Buonasera Mago. Mago, senatore della Repubblica, ma io sono onorato di fare questo gioco. Mago, di ma chi te lo doveva dire che ti facevamo conoscere queste persone? È vero, è vero. Quando ti abbiamo preso da quel localino di Dalla Quartordine, dalla strada, chi te lo doveva dire? Non stavo lavorando in strada, era per piacere personale. Allora, volevo farle un gioco, Sì? un bel gioco con le carte. Se qua sono le carte, allora lei mi dovrebbe fare il classico gioco dei maghi, ovvero mi dice stop quando vuole, prende una carta e vediamo cosa succede. Allora, mi dica stop quando vuole. Stop. Qua. Allora, mi prenda questa carta, la guardi, la memorizzi, la faccia Guardiamo. vedere al pubblico. La mettiamo anche sulla telecamera di Nicotra, ecco così, su quella va bene, così ci vedono, perfetto. Va Posso bene? darle il mazzo di carte? Sì? Ok, metta la carta dove vuole, mescoli tutto il mazzo, perdiamo di vista la carta Sì. e adesso andiamo a fare un gioco. Sì. Per questo gioco ho bisogno di 2 lastre Sì. in plexiglass, Plexiglass. in plexiglass e praticamente Mago, plexiglass. in plexiglass. Vuole Beh. controllare le lastre in plexiglass? Mago, lei deve in questo caso scindere sono le molto sillabe. pulito. Plexiglass. Plexiglass. Allora, praticamente, allora cosa facciamo? Ora le faccio vedere il gioco. Posso dire una cosa? Sì. Il fiore del mago già c'era, non c'entra con le... Ah, perfetto. Il fiore lo vuole questo? No, non lo tengo io. Ok, allora, detto questo qua, prendiamo queste 2 lastre. Sì, in Plexiglass, e le chiudiamo tra di loro. Questa è la cosa Plexiglass, peggiore. plexiglass. Plexiglass. E allora, cosa succede? Sto chiudendo le lastre in Un plexiglass. pipa. Allora, prendiamo il Lexotan. Sono il queste cose. tretto. Allora, e dove mettiamo queste 2 lastre in se non nel portaplettitrat? Allora, prendiamo il portaplettitrat allora, e mettiamo le lastre qua. Allora, cosa succede? Io ora mi metterò tra il plepli e le carte. Sì? Ora sto arrivando un senso, cioè non è che la sua carta è qua questo all'interno. non casca? Questo qua lo mettiamo così. Allora, mi dia tutto l'ambaradano. Sì? La sua carta è qua. Giusto? Certo. Conferma, io non ho Sì, dato. confermo. Signori,
cosa faccio? Sono io, Sì. le lastre in perdita e il mazzo di carte. Siete in tre, carte, Mago Peppe e Plexiglass. Cioè, dal mazzo a me ci dividono le Il lastre. plexiglass. Allora, io butto le carte Sì. sopra il 3. Vado. Oh! Signori, cosa succede? Che una carta effettivamente si chiude all'interno del Non ci posso credere. Come sei entrata? Del Mi è plexiglass. piaciuto come che ha detto? Come che ci trassi io? Allora, prima di vedere se lei controlli se effettivamente è dentro. Sì. Allora, signori, io vi faccio vedere che è entrato un 2 di Miracolo! Ma io farei controllare, può smontare il tutto? E non farlo! Un miracolo questo! Si può fare, si può Dai, fare! È quello! Mago, complimenti! Evviva il Mago Grazie. Peppe e il suo plexiglass! Me ne vado col mio 3! Bravo Mago! Arrivederci! E allora, ha visto senatore, noi qua siamo una banda di pazzi. Speciale. Però ci divertiamo. Ci vuole un po' di follia. E cerchiamo attraverso questa follia di raccontare le cose buone o meno buone della nostra terra e soprattutto di dare sempre una speranza a chi ci ascolta, a chi la sera è stanco magari Anche di una perché c'ha i giornata. suoi problemi. È vero, una Se uno giornata accende la terribile. televisione Arriva. e vede uno che gli racconta un altro poco di lastimi. Mamma, ma ce ne sono invece tanti che preferiscono fare così. Allora, nel suo futuro cosa c'è? Nel mio futuro immediato non lo so, ho voglia di nuove avventure, di nuove sfide, non sono appagato, ho voglia di combattere battaglie importanti e una cosa soprattutto ho voglia. In questo momento penso che nella crisi della politica nazionale bisogna ripartire dal territorio, È vero, dal governo è delle verissimo, città. è Quindi vero. non escludo di poter Che dare bello. o di fare qualcosa di più stretto e di più forte per le mie città. È stato con noi ed è stato un onore e un piacere. Grazie. Il senatore Enzo Grazie, Bianco. grazie di cuore. Grazie. Bocca al lupo. Grazie davvero, grazie arrivederci. senatore.